Piange la città di Padova stretta attorno alla famiglia di Carlo Alberto Conte, il dodicenne che domenica si è casciato a terra, colpito da un infarto, durante la sua prima gara di atletica a Vittorio Veneto. Sull'episodio la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo, un atto dovuto per permettere all'equipe di Cristina Basso, docente di anatomia patologica dell'Università di Padova, di fare luce su quanto accaduto. Una giovane vita spezzata che ha lasciato un segno profondo. Amatissimo da mamma Valentina Ometa e papà Dino Massimiliano, legatissimo alla sorellina, Carlo Alberto si era avvicinato da poco all'atletica, entrando a far parte con orgoglio delle Fiamme Oro Padova. Così lo ricorda Rosanna Martin, la sua allenatrice. È arrivato ad ottobre con le prove di ottobre, con gli allenamenti di prova di ottobre e poi a novembre l'abbiamo tesserato, quindi si stava costruendo il gruppetto di ragazzi, erano in molti ragazzi nuovi di quest'anno, più di 50 ragazzini nuovi. Quindi è un ricordo bello perché lui un po' alla volta è entrato dentro, un po' alla volta gli piaceva sempre di più e veniva con entusiasmo. Noi facciamo 3 allenamenti, ma lasciamo la scelta di venire 2 volte. Lui è sempre venuto tutte e 3 le volte e anche insomma i genitori ci hanno fatto capire che ci teneva, insomma, e anche li spingeva parecchio a farsi accompagnare all'allenamento. Era da scoprire. Un lutto per la famiglia che 6 anni fa aveva detto addio al giovane fratello della mamma, Luca, grazie al quale è nata una fondazione a lui intitolata che raccoglie fondi per la lotta contro i tumori al cervello. Un lutto per i suoi compagni di classe. Carlo Alberto frequentava la seconda media alla scuola Pascoli. Con i ragazzi è già al lavoro uno psicologo per aiutarli a capire e rielaborare.